Oggi Sant'Artemio è un luogo ordinato, immerso nel verde, sede della provincia di Treviso. Ma per gran parte del Novecento è stato un manicomio, un luogo di reclusione e di cura, nato in risposta a una grande emergenza sociale. Nel 1901 un'inchiesta denuncia le condizioni disumane dei manicomi veneziani. Così, nel 1911 vengono trasferiti qui i primi 88 pazienti. Nel 1913 Sant'Artemio è pienamente operativo, oltre 300 posti letto, una colonia agricola, medici, infermieri e suore. Qui arrivano contadini colpiti dalla pellagra, soldati segnati dalla Grande Guerra, uomini e donne giudicati inermi dalla società. Tra loro, nel 1933, arriva anche il pittore Gino Rossi, artista inquieto e potente, segnato dalla guerra e dalla prigionia in Germania. Al Sant'Artemio Rossi vaga per i viali, con fogli colorati stretti al petto, inseguendo immagini che nessuno riesce più a vedere. Gli amici lo visitano, tentano di salvarlo con la parola e con l'arte, ma la malattia avanza. Il 16 dicembre del 1947 Gino Rossi muore qui, in silenzio. Di lui resta una targa, vicino a una terrazza dove passava ore intere a guardare il vuoto. Solo nel 1978, con la legge di Franco Basaglia, i manicomi vengono chiusi, i cancelli si aprono, Sant'Artemio cambia volto, ma ricordare Gino Rossi e chi come lui ha vissuto qui dentro significa non confondere mai il silenzio con l'oblio.